Buonasera, ben chiattats con Gnovis. In No Green Pass si sono tirati ad un vuoi di mattina in Placial Chiavri, Saudi, per una manifestazione non autorizzata. Ieri un centenario di partecipanti che si sono presentati con strissioni e cartei. Grande il numero di poliziotti e carabinieri che in assetti antisommosse sono stati da ora alla manifestazione. In più di qualche occasione i manifestanti hanno cercato di bloccare il traffico, anche sentanzi partiere all'altezza dai passaggi pedonali, ma gli agenti e i militari hanno parato via. I No Green Pass sono arrivati fin davanti al palazzo della prefettura. Non si ferma, anzi, te cresce la mobilitazione dai studenti a livello nazionale, quintri dai stage in aziende, quintri la formula dai prossimi esami di maturità. Un mese dopo la morte a Pavie di Udin dal studente furlan Lorenzo Parelli, che le manchiate giusto l'ultime di stage, sono diventati svinc le scuole occupate in Italia. La protesta dai studenti è cresciuta anche dopo la morte capitate in case di Talismarchis per colpe di un incidente stradale dal studente di Sedi Science Giuseppe, anche lui impegnato in un stage. Il Cressi dagli sbollettis energetici ha dato un brutto colpo anche a una storiche aziende di caffè dal Friuli Vignesi Giulie che ha doppleato la produzione e dunque anche i consumi dal 50%, ma si è acchiattato un conto spropositato dai 15.682 euro di Zenar dal 2021 e ha ricevuto una bolletta shock di 109.944 euro per il stesso mese di quest'anno. Il stabilimento è in la zona industriale di Trieste e è uno dei più importanti terminali europei dal settore. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini. I fondi europei e i segnali di riprese al zonte rischiano di venire sfulminati dal Cressi dagli sbollettis. Il governo ha di intervenire alla svelte, alla dite. Vos dal Ministeri non hanno anticipato che voi dopo di misdita alla riunione dal CIPE al Varese di essi approvati il finanziamento di altri 40 milioni di euro per il gruppo ferroviari di Udin. Lo ha contato l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti alla fine dell'audizione in quarta commissione consiliare dai referenze dalla rete ferroviaria italiane sulla questione dall'efficientamento e dalla velocizzazione dagli linee ferroviari dal Friuli Vignesi Giulie, dalla rimozione dai passaggi a livello e dal stato di avanzamento dai progetti più importanti. La quota dai 40 milioni si zonte ai 50 già stanziati per i lavori inviati di immodernamento tecnologico. Pizzimenti alla faccia vecchia più in davanti e sarà garantita la copertura dai 110 milioni che resti. Il camping di Italia 90 fa su al confine tra il comune di Udin e quel di Pasian di Prata in occasione dai mondiali di Ballon e Mai Viert sarà mettuto in curta tali condizioni di funzionare come strutture di accetto e di entrare dunque definitivamente in vore palché che era stato progettato. La zonte comunale della capitale furlane ha approvato il progetto definitivo di sistemazione dalla rete dei fognaduris dalla struttura col collegamento con quel dalla città. Sentin allora il vice sindic Loris Michelini. È una notizia, un lavoro importante perché finalmente dopo tanti chiacchierati non si arriva a mettere d'accordo comune di Udine, comune di Pasian di Prato e al disegno al CAFC che ha di fare le fognature perché il problema al nodo della discordia era che non erano le fognature, quindi nessuno poteva schiarire noi lì. Al comune di Pasian di Prato si è fidato di noi, no di loro, al CAFC l'ha mettuto bene, se sono 80.000 euro circa, e ora viene a fare il collegamento delle fognature e anche delle linee di aghe. Quindi nei prossimi, c'è un progetto definitivo, esecutivo, quindi faranno le gare come vanno dopo subito a realizzare le opere. Ci voglio dire dopo che
aumentare anche le pompe perché è più basse, quindi praticamente sollevare con tutte le pompe nestre e dare in mano alle società che hanno vinto 3 anni fa le selezioni che hanno fatto, se dimostreranno anche i modi di voler investire e quindi ai camperisti, ma non come allora, chi che vuole stare un po' rilassati, perché lì sarà un'area verde, un'area di utilizzo proprio per tutti, giovani, frus e anche chi che hanno il camping, ma anche chi che hanno le tende, eccetera, eccetera, potranno stare lì. Ecco che diventa importante, ogni dal Cormor, come infatti anche recentemente al Passaggio, e anche un ciclo pedonale, e quindi sarà bello sta lì, io penso. Quindi questo investimento di 80.000 euro è un inizio importante, perché finalmente dopo 30 anni, come dicevi, alle Iusco si fa di non dove si chiacchieredi, ecco. 17 milioni di euro per promuovi Sappade, tant al val l'investimento dalla regione per la perle dagli Dolomitis. In tal dettaglio 15 milioni e miec di euro accomantaranno per il sviluppo dall'area di Sappada 2000, con l'obiettivo di collegare al plan dai NIZ. 2 milioni e miec di euro invece sono stati doprati per mettere in sicurezza il domani che si può schiare per impianti e per ingiornare il plan dalle macchine. Alle dome qualche dun dai numeri vignoz fur, vuoi di mattina a Sappade dopo il sole ruc dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che si è acchiattata anche col sindic Manuel Piller-Hofer e col presidente del consorzio turistico Fabrizio Piller-Roner. Approvato il schema di convenzione Jenfri Comun e FISM, Associazione delle Scuole Autonomis dall'Infanzia di Udin, per i 3 anni dal 2022 al 2024. L'amministrazione garantirà un finanziamento di 1.170.000 euro indut in 3 anni per il funzionamento delle scuole e per calmierà il costo dalle retis, a beneficiare dalla guardia sono cutuardis istituti paritari che, e ha detto l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni, sono un patrimonio preseato e che non si può sostituire tanto sotto il punto di vista dalle offerte didattiche che sotto quel sociale. Dopo il successo dalla mostra Forma dell'Infinito a Chiase Cavazzini, il Comune di Udin ha pensato di fare il bis, con une 9 grandi rassegne organizzate sempre in collaborazione con il Comitato di San Florian. Il new appuntamento è previsto per il mese di dicembre. La Zonte Comunale ha approvato l'inviamento all'organizzazione del new avvenimento, che chiapara dentro non solo la cultura, ma anche le attività economiche della città. Nus in fevele l'assessore Maurizio Franz. Stiamo la prima grande mostra, la Forma dell'Infinito, che sta all'anto un gran ben, perché ha ventato il traguardo dei 30.000 visitatori e che riguarda tutti che va avanti fino al 26 di marzo, sarà un'occasione unica di non perdere. Ma nel frattempo viene concordato con gli amici di Leggio, con Don Geretti, col Comitato di San Floriano, la seconda importante edizione che fa parte di un progetto che si chiama Udine Grandi Mostre, un progetto pluriennale, e quindi in dicembre dal 2022 e dopo la rende avanti fino all'aprile del 2023 avremo la seconda edizione che avrà un tema differente ma sempre con una caratterizzazione di fondi di carattere filosofico e spirituale, e che vi darà sempre la partecipazione di una cinquantina di opere artistiche che verranno dai musei più prestigiosi al mondo, e quindi sarà una grande occasione non solo dal punto di vista culturale, non solo dal punto di vista filosofico, ma anche una grande occasione per gli operatori economici della città, perché l'augurio è che grazie anche al fatto che sta migliorando la situazione dal punto di vista epidemiologico,
insomma potremo tornare a avere i turisti che verranno, o si augurano anche di fuori regione, perché quest'anno si è stato un tec limitato purtroppo di emergenze, ma l'augurio è che il prossimo la situazione cambi e quindi tutte le promozioni che sono state fatte, io ringrazio la regione, proprio il turismo in particolare, che sono state fatte in Lombardia, in Veneto, piuttosto che in Slovenia e in Austria, e poi dare una soddisfazione anche a tutti gli operatori di città. E anche Parusgnot alle Duzzi, tornin avvio di domani sera a Nuf Manculvig. Mandi e buone serate.